Bella ragazzi, telecomandone veneziano, oggi siamo subito qua a Singapore. Siamo 13esimi in griglia e andiamo. Basta colare, volevo subito partire in azione. Dopo siamo in diretta praticamente con la gara della Ferrari, vergognosa, mamma mia. Ecco, anche qua incidenti. La partenza era ok. Non una gran partenza onestamente. Non una grandissima partenza. Bene, vediamo cosa riusciamo a combinare. 14esimi siamo. Singapore è una gara che o vado benissimo o vado malissimo, lo sapete. Non sarà una gara piena di incidenti, con casino. A questo punto lo spero, non è prevista pioggia. Non è un bel po' di gare consecutive che andiamo a punti, sarebbe bello continuare. Questo è un gran mossa qua. Gran mossa comandiana, per attenzione a Perez. No, mi prendo io la posizione sulle nostre panterone. Non è stata sicuramente una qualifica meravigliosa, però posso superare sicuramente 4, saranno 31 giri da incubo veramente. Meno male che non piove però, perché la pioggia è ancora più dura. Giro record di Vettel. Andiamo già di miscela standard perché non rischiamo di perdere subito il carburante, non me lo voglio tenere per dopo. Abbiamo Ocon davanti, Esteban Ocon, grande rivelazione. E ce lo superiamo. E Ocon si riprende la posizione purtroppo. Adesso abbiamo noi l'interno, attenzione, collisione con Ocon. Ci sono molte siamo qua. Dobbiamo prendere Sainz. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,7 secondi. C'è la macchina ferma, forse il primo ritirato subito. Vediamo se vorrà già la safety car. Sta tornando e va pianissimo però. Riesco a prendere Carlos Sainz Jr. Bella gara fino a questo momento però non ho perso contatto, siamo ancora abbastanza là. Ci prova con un internazzo grandissimo. Mamma che internazzo. Occhio. Verlaine fuori, Pascal è fuori. Alla fine si è ritirato Pascal. Il piccolo Pascal si è ritirato. Noi che stiamo andando bene adesso, c'è ritmo. C'è ritmo Singapore. Ottima staccatona, mamma mia. Fantastic, fantastic. Siamo ottavi, ma adesso inizia il difficilissimo.
saranno veramente 31 giri duri, non come Monaco, ma quasi. Ocio. Singapore. No, mamma mia, mi sono visto nel muretto, mamma mia, mi sono visto vicino al muretto. Ho cambiato anche i componenti, tanto ormai sono messo abbastanza bene, posso anche permettermelo. Ma anche Pippo non è così lontano, Pippo. Dopo Pippo invece c'è molta distanza dopo Pippo. Comunque di tiro per Pascal. Pascal è fuori dai giochi. Sarà una gara che fino all'ultimo comunque è emozionante, perché qua basta un incidente, safety car, può cambiare tutto. Però spingiamo e ci siamo. Sono soddisfatto per il momento. Finora neanche un ritiro in questa prima stagione, molto bene. Distacco dall'auto dietro, 1,5 secondi. Mamma mia, che massa. Ha fumato con le ruote, mamma mia, vietato fumare proprio. Mamma che lotta con Pippo. C'è lotta vera con Pippo oggi. C'è lotta vera con Pibus. Dai fioi, dai. Dai che lo superiamo, Massa, dai che lo superiamo, Pippo. No. Ericsson è entrato alla safety car, incredibile. Io volevo tenere, ho fatto una strategia pazza, nel senso di tenere più giri possibili. Lui mi consiglia conferma modifica. Ok. E adesso ho dei box. Mamma mia, ragazzi. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Speriamo di aver fatto la scelta giusta e aspettato il più possibile, anche nell'eventualità di una safety car. Quindi vediamo se la soluzione, se la strategia è la più corretta. Giochiamo tanto qua, ripeto, Singapore è una gara dove si può fare un risultato incredibile anche sfruttando le safety car e i vaneggi. Ok, siamo ai box. Veloci. Pronti, vai. Siamo ottavi per il momento. Insomma, pensavo un po' meglio, sinceramente. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Però gli altri devono andare ai box, siamo tutti vicini, quindi non mi preoccupo, dai. Accodati agli avversari, stai restando troppo indietro. Questa è la prima sosta. La vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a 10 auto. Ok, dopo le ultra soft, vabbè. Potrei anche pensare a una sosta solo, sinceramente, cioè questa e basta. Accelera un po', per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Accodati agli avversari. Tutte le due Sauber fuori, Ricorda che la distanza dalla vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a 10 auto. Accelera un po', per favore. Devi essere a una distanza massima Ho di 10 auto capito, dalla vettura che ti precede. Abbiamo Chiat davanti, eccoci qua. Siamo in regime safety car. Ok, mentre la safety è pronta a rientrare. Puoi superare finché la safety car non sarà rientrata
siamo pronti a riprendere la lotta, siamo a metà gara. Guarda che roba. Attenzione, un incidente, è successo qualcosa. Sì, una Ferrari, incredibile, incredibile, una Ferrari. Sarà durissimo il rientro. Una Ferrari ha spaccato l'alettone in regime di safety car, incredibile. È pazzesco Singapore. Vai. Si deve perdere tra i box, ho sbagliato. Mamma mia, ho rischiato anche di andare fuori anch'io. Partenza di merda del Kuma, veramente. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la Ma non ripariamo. dire cazzate. Ah sì, cazzo. Ma dai, vaffanculo, va. Questa non ci voleva proprio. Partenza, ne sono fatto, come si dice, distrarre dalla Ferrari. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Sì, lo so, porca troia. Come si butta? Lo supera molto bene Sanchiat. Sta gara è infinita, sta gara è infinita. Ragazzi, purtroppo problemi con l'alettone, già ste gomme non hanno fatto, come si dice, non ho passo con le super soft, ma poi anche l'alettone devo cambiarlo perché ho perso veramente tanto, faccio una fatica a fare le curve in questa gara, anche l'alettone giallo conta, purtroppo è così. Tra pochi giri vado ai box. Devo andare per forza, purtroppo. Ricciardo è passato in prima posizione. Gara non facile. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. Comunque era Vettel quello che ha fatto la cagata durante la safety car. Ok, distanza dal compagno di scuderia 11,9 secondi. Sì. Poi i box anche Alfonso. Nei box al prossimo giro a sto punto. Box in questo giro. I box sono pieni, rimani in pista, ripeto, rimani in pista. I coglioni, no, non in pista un cazzo. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Previsioni meteo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Mamma mia che gara difficile, siamo terzi ma solo perché, ripeto, tutti gli altri sono andati ai box, ci torneremo nel baratro dopo una lotta per la zona punti. Anche perché devo cambiare per forza l'alettone, se non ce la faccio troppa fatica a fare le curve. A rischio. Cercherò di recuperare in pista. È una bella virtual adesso, una virtual safety car appena entro i box. Sarebbe la perfezione. Ok. Siamo ai box. Veloci. Vai, sarai in gara all'uscita dai box. Siamo fuori dalla zona punti. Sì. 12esimi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Adesso bisogna fare una remontata praticamente impossibile. Però hanno le super soft, gli altri ho le ultra. Devo spingere come un forsennato. E vediamo.
Però la distanza non è poca, eh. Speriamo in una sosta da parte di qualcuno davanti, in qualche problema. 7 secondi da Hülkenberg sono tanti. Almeno decimo, cazzo. Continuare la zona punti come indiano è più importante per dare continuità. Ok, devo fare il cambio lettone, come cambiava poco. Fastest di Kimi. A Singapore è così. Singapower è così, o benissimo o malissimo. Per adesso malissimo. Se riusciamo a rosicchiare un punticino almeno. Le chance non sono molte, ma ci provo. Nessuno va ai box. Ai. Ok ragazzi, siamo arrivati vicino alla zona punto, abbiamo anche Hamilton dietro purtroppo. Adesso bisogna spingere. Proviamoci. Ok. Superato Hülkenberg, ancora no, sì. No, non ci credo. Mamma mia, non ci voglio credere, per poco andavo fuori. Sì, ma vaffanculo Hülkenberg, guarda, me l'ha distrutto, ma porco zio. Vergognoso proprio. Vabbè, Singapore è così. Mamma quanto ho rischiato. Mi basta superarne almeno uno. Dai cazzo, dai, però abbiamo anche Hamilton dietro e questo non è positivo. Sarà durissimo andare a punti oggi. Sarà un'impresa titanica. Guarda il Grosjean come sta rallentando anche Vettel. E questo è buono perché sto arrivando anch'io. Dai. Il distacco dal tuo compagno di squadra è... Mamma che fatica. 4 secondi. Dai che ci siamo, perfetto. Dai che ci siamo. No, non sbagliarmela. Da fare, l'alettone sta dando problemi. È un po' aggressivo, ma sì. Ma ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta. Ancora no. Ci prova il Grosjean e me la sono presa con le unghie e con i denti, siamo decimi. Free laps. Perché adesso c'è Hamilton che se lo supera subito. Una Williams, una Ferrari, la Williams sta rallentando Vettel, questo è positivo. Gara difficile, gara ostica, gara scorbutica. E Hamilton sta arrivando, però meno male che ha le super soft quantomeno, però. E questo è un circuito dove è difficile da sorpassare. Basterebbe anche l'ultimo giro più panico, paura. Sei all'ultimo giro. Rischiamo. Hamilton è troppo vicino. Abbiamo ancora una piccola chance di superare Vettel o è Massa, credo. No, Stroll forse. No,
stare attento, però basta un attimo per l'errore. Guarda che lotta. E Stroll viene superato. Non se Stroll ha un crollo, vince Raikkonen, complimenti Kimi. Mamma mia, distruggo tutto. Ho distrutto la macchina, porco dia. Bandiera verde. Ho distrutto la macchina, vaffanculo va. Per provare a superare Lance. E adesso rischio tanto. Vaffanculo però, che palle, oh. Senti, sono senza niente. Ma almeno un punto prendiamolo, che lo merita, ma che errore. Meno male, potevo anche distruggere la macchina. Beh, è andata anche bene. Ma ho la macchina veramente desfatta. Attenzione, fuochi d'artificio. Non ci credo. Ci vediamo nel banco chiuso. 12esimi, alla fine non ce l'ho fatta a tenerla. Sono come delle Venezione, silenzio stampa, sono incazzato nero. Ciao!